a voi, veramente. Allora, ancora un secondo mi dicono. Non ci chiamano, non ci stanno chiamando. Proviamo l'altra chiamata? Vuoi parlare a Giovanni? Allora chiedo. Abbiamo. Ecco qua Marco. Suona? Ci siamo quasi, Stra un po'. Pronto? Beh, aspetta. Sì, pronto, David? Sì, sono io. Ciao David, sono Jacopo, come stai? Siamo Ciao, qua in Jacopo. piazza. Ciao David. Certamente David, certamente. Malissimo. Mi senti un po' meglio? Parlo dal telefono, scusate allora. Mi sento Sì. un po' a tratti. Pronto, mi senti David? Sì, più o meno sì. Bene, allora, eccoci qua con David Borrelli, nostro rappresentante in Europa. Siamo qui a festeggiare l'onestà, questa grandissima festa, e avremo piacere che tu ci raccontassi in Europa cosa è stato fatto, come siamo visti, come è stato visto questo scandalo e soprattutto come possiamo andarne oltre, come possiamo metterci alle spalle questo e come noi cambieremo il Veneto che verrà da maggio in poi. Grazie David. Ma allora, innanzitutto io mi scuso, mi dispiace non essere lì con voi. Ho voluto, ma purtroppo sono bloccato qui a Bruxelles, ero in una riunione, sono uscito, quindi ho qualche minuto. Noi ci siamo messi tutti e 17 perché ricordiamoci che qui noi abbiamo 17 rappresentanti, è un gruppo molto unito che sta lavorando in maniera molto compatta, soprattutto sulla questione fondi, denaro che l'Europa dà alle nostre regioni per fare luce su tutto quello che di brutto succede nel nostro paese. Qui è risaputo che gran parte dei fondi che vengono dati all'Italia vengono utilizzati male, vengono sottratti spesso ai cittadini e si fermano dove non dovrebbero fermarsi. Purtroppo l'Europa ha, tra virgolette, le armi spuntate perché questi fondi vengono dati all'Italia e poi dovrebbe essere il paese a gestirli in maniera corretta. L'Europa non ha purtroppo mezzi per poter, oltre a fare delle indagini preliminari, andare più a fondo di come vengono utilizzati questi soldi. Quindi diventa fondamentale creare un rapporto diretto tra i nostri eletti in Europa e io spero i nostri eletti in regione a brevissimo, perché questo è un canale che può portare una maggiore trasparenza e soprattutto una forma di lotta alla disonestà dilagante del nostro paese. Potremmo dare veramente una mazzata decisiva a questo modo purtroppo di fare. Noi stiamo facendo tutto quello che si può fare qui in Italia da europarlamentari, qui a Bruxelles da europarlamentari, e cioè stiamo cercando di segnalare alla Commissione europea l'utilizzo distorto dei fondi che l'Europa dà in Italia. Lo abbiamo fatto segnalando le truffe dell'Expo, lo abbiamo fatto segnalando tutte le truffe che sono state fatte con i fondi strutturali nelle varie regioni, Veneto compresi. Abbiamo sottolineato come questi fondi che dovrebbero servire a far crescere il nostro paese, a dare benessere ai cittadini, a dare il respiro alle nostre aziende, vengano di fatto utilizzati per accontentare sempre le agenzie amiche dei politici dentro nelle regioni, le solite persone che poi distribuiscono favori, che distribuiscono questi fondi in cambio di nulla, di piani e di progetti che poi non diventano mai realtà. Lo sappiamo noi, lo sa l'Europa, purtroppo i mezzi per poter contrastare questo fenomeno lato europeo sono molto pochi.
lo può fare l'Italia, lo può fare il governo italiano, lo possono fare le regioni, quindi abbiamo assolutamente bisogno di persone oneste, di persone nuove dentro al Parlamento italiano e dentro le regioni italiane per sistemare questa cosa, perché questi sono soldi nostri, sono soldi dei cittadini italiani, sono soldi delle aziende italiane, sono i soldi e le tasse dei nostri imprenditori che arrivano qui in Europa, tornano indietro e vengono presi da dei malfattori. Questa è la situazione attuale. Noi abbiamo sottolineato questo, l'Europa lo sa, stiamo cercando di puntare i riflettori sull'Italia, stiamo probabilmente ottenendo di andare una visita ispettiva a Roma per verificare proprio l'utilizzo di questi fondi, stiamo forzando la mano con la Commissione per ottenere questo, penso che a breve ci risponderanno. Ok, allora, grazie David, sai. Grazie mille. Grazie mille a te, un abbraccio, a presto. Allora, puoi mettere giù. Bene, allora adesso abbiamo un'altra chiamata. Allora ragazzi, prima di tutto io vorrei ricordare che, come giustamente vi sottolineavano, ci sono anche altre realtà che vanno al voto, non solamente la regione. Avremo tante sfide davanti a noi, tante sfide di onestà, avremo il comune di Venezia, avremo tanti altri comuni che vanno proprio a scontrarsi contro questo sistema. Quindi signori, non si ferma solo in regione, come diceva David, è l'Europa, è lo Stato, sono i comuni, non dobbiamo dimenticarci di niente. Io adesso vorrei passare la parola a un altro nostro portavoce, un portavoce che è qua con me, che è il senatore Giovanni Endrizzi, che conosce estremamente bene la realtà del territorio, vuole spiegare come sono questi problemi legati appunto a realtà qua vicino a noi, che ci toccano direttamente come persone, come cittadini. Grazie Giovanni. Beh, intanto chiariamo un punto. Noi stasera parliamo di onestà perché la legalità non ci basta più. I partiti il concetto di legalità lo stanno usando come uno strumento di inganno. Pensate a Galan, è qui vicino, anzi lì vicino, agli arresti domiciliari, eppure ha diritto all'indennità come parlamentare. Non solo, ha diritto all'indennità aggiuntiva come Presidente della Commissione Cultura. E io mi chiedo allora, perché noi tolleriamo tutto questo? Perché la legge consente quello che tutti sentiamo ingiusto? Non basta. Perché ho detto arresti domiciliari? Galan non sta scontando una pena. Perché? Perché dopo aver patteggiato, cioè dopo aver ammesso finalmente la colpevolezza, 2 anni e 10 mesi di reclusione e 2,6 milioni di euro di confisca, ha avuto il coraggio di fare ricorso in Cassazione al suo stesso patteggiamento. E perché lo fa? Perché finché non si conclude il processo, intanto i tempi slittano, i 2 milioni e 6 non li caccia fuori. Questo è tutto legale, ma io vi chiedo, è giusto? È onesto? Onestà è quando io faccio qualcosa che la legge mi consente, o meglio non faccio qualcosa che la legge mi consente, perché non me lo consente il mio senso di giustizia, il mio senso di moralità. Ma come faccio a vederlo il senso di moralità di una persona? Beh, dalle azioni, come per esempio rinunciare allo stipendio se sto facendo i cavoli miei da un'altra parte. Vero Galan? Vero Moretti? Per esempio, rispettando il mio mandato, nessuno mi obbliga, ma se ho preso l'impegno di fare l'europarlamentare, non mi dimetto per andare a fare la campagna elettorale in Veneto. Vero Moretti? Se l'Europarlamento mi dà un rimborso forfettario per i viaggi in aereo e io però spendo 1/10 perché vado low cost, non mi incazzo col giornalista perché mi chiede dove vanno a finire gli altri soldi. Vero Giorgio Napolitano?
Ecco perché per noi parlamentari è importante la rendicontazione, perché dimostra di che pasta siamo fatti, dimostra se siamo coerenti, dimostra la credibilità di tutto il movimento. Abbiamo una grossa responsabilità. Però sulla legalità vi voglio dire un fatto più grave. Qualche tempo fa un'imprenditrice mi raccontava: non mi hanno pagato delle commesse e mi sono trovato a decidere, o lasciavo a casa i dipendenti oppure li tenevo, ma non avevo i soldi per le buste paga e anche per i contributi INPS, e gli ho dato le buste paga perché avevano delle famiglie da mantenere, e sono andata alla Guardia di Finanza ad autodenunciarmi che non pagavo i contributi, e ho scoperto, mi dice, che quei concordati, le 70, 120 rate, no, di Monti, erano una bufala. E allora scatta Equitalia e devi pagare la mora, le penali, gli interessi, scattano le ganasce fiscali, scattano i pignoramenti, e invece quando si tratta delle sale scommesse che lavorano senza la licenza italiana, appoggiandosi all'estero, lì no, lì non vale più. Lì arriva una norma nella legge di stabilità che dice che possono mettersi a posto pagando solo l'ultimo periodo, senza penali, senza interessi, senza mora e con lo sconto del 33%. Allora questo vuol dire che quando le leggi le fanno i disonesti, la legalità diventa un concetto vuoto, non ce ne facciamo più nulla, perché quel che oggi è legale e oggi è illegale, domani si ribalta. E i furbi vincono e gli onesti perdono. Ecco perché è importante in Parlamento portare avanti una battaglia di denuncia che spieghi quel che sta succedendo. Il patto del Nazareno si basa su questo. Si basa su frenare l'anticorruzione. Il Partito Democratico ha addirittura votato l'articolo 416 ter in una forma che rende di fatto indimostrabile che c'è lo scandalo del patto tra mafia e politica. Per questo noi dobbiamo restituire ai cittadini il diritto di votare con la preferenza, e invece questo patto del Nazareno cosa prevede? Prevede delle riforme costituzionali dove si toglie il diritto di voto per le province, si toglie il diritto di voto per il Senato e addirittura all'innominato si garantisce una legge elettorale che gli permetta di riproporsi, di ricandidarsi, magari vincere e tornare a prendere il potere di fare le leggi che gli comodano. Perché il Partito Democratico ha bocciato i nostri emendamenti quando sulla riforma del Senato dicevamo inseriamo che non si possono candidare, non si possono nominare i condannati. Ah no, ma questo non riguarda la Costituzione, riguarda la legge elettorale. Oggi sulla legge elettorale li abbiamo riproposti. Ah no, non è materia elettorale, ma è materia di che cosa? Sono unicamente estranei al patto del Nazareno, quella è l'estraneità che conta per loro. La Costituzione dice che i ricchi devono pagare in proporzione più tasse dei poveri, e nell'ultima delega fiscale invece hanno inserito che cosa? Il diritto che i ricchi possono evadere di più. Il 19... Si sente? Prova a parlare. Pronto? Sì. Ciao Alessandro, abbiamo Alessandro Di Battista in collegamento. Ciao a tutti! Ciao Alessandro, grazie mille della chiamata, siamo qui, abbiamo... Grazie a voi! Come sta Galan? Salutatemi Galan! Quella bella personcina! Onesta! Onesta! Grandi!
Grazie, guarda Alessandro, siamo andati a salutarlo davanti a casa, gli abbiamo ricordato che vogliamo le sue dimissioni immediate di questa persona. Ottimo. Di esatto, di questa persona che sta ancora prendendo uno stipendio, che sta ancora prendendo un vitalizio da governatore del Veneto. E due indennità alla Camera. Voi state facendo un lavoro straordinario, perché tanti cittadini neanche lo sanno, neanche ne sono a conoscenza di uno scandalo degli scandali, che il presidente della Commissione Cultura della Camera sia sostanzialmente un galeotto, uno che prima ha fatto il carcere e ora è agli arresti domiciliari perché ha patteggiato, cioè ha ammesso di essere stato colpevole di aver rubato i nostri soldi. Voi fate un lavoro eccezionale in Veneto, in mezzo a tante difficoltà. Io staremo con voi, vi sosterremo Jacopo, che è un grande, davvero un grande, e Alessandro, da Roma vi dico che l'atmosfera è da brividi, Borsellino, Fedez, Enrico Montesano, ma soprattutto tutti noi, un popolo intero. Abbiamo risposto a Renzi con una piazza intera, per cui è davvero una meraviglia. Io vi abbraccio tutti quanti, torno qui che abbiamo la scaletta che incombe. Jacopo, coraggio, fatti il mazzo, vai casa per casa, le elezioni si vincono porta a porta, ma non da Vespa. Va bene, grazie Alessandro, grazie, abbiamo bisogno della tua carica, noi siamo determinati e faremo un grandissimo risultato, ti aspettiamo presto. Sicuro, ci vediamo presto, già a presto. Il 21 se non sbaglio, il 21 sarò a Verona. Brava, Ciao. 21 a Verona, ciao. Ciao. Sì, salutami Marco, te lo salutiamo tutti. Ciao Alessandro, grazie, ciao, 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 ciao. È difficile in una festa parlare di cose brutte, però bisogna bisogna parlare di quella cosa brutta, il 19 bis inserito truffaldinamente, perché stabiliva che sostanzialmente non è reato fino al 3%, no? del fatturato, e allora vuol dire che un piccolo imprenditore, se evade 1.000 euro, ha un processo penale, ma se lo fa un grande imprenditore, o addirittura Berlusconi, può evadere milioni di euro, è il suo 3%. E capite che qui vuol dire che più sei ricco più puoi delinquere. Ma la conseguenza alla fine, di fatto retroattiva, è che in base a questa legge il motivo per cui è stato condannato Berlusconi non sussisteva più, lo avrebbero liberato. Ecco che allora il compito del movimento è monitorare su questo, denunciare. L'hanno ritirato quell'articolo e quindi diventa una cosa bella alla fine avere scongiurato questo pericolo, ma ci stanno riprovando sul falso in bilancio, ci stanno riprovando ad ogni piè sospinto, perché questo è nel patto che hanno fatto nelle segrete stanze. E io mi chiedo cosa sarebbe successo se il Movimento 5 Stelle non fosse stato in Parlamento. Chi avrebbe dato sponda, sostegno politico ai giornalisti, ai commentatori che hanno denunciato questa cosa? Ma il nostro compito è anche certificare quando una cosa è buona, e qui mi sposto qua vicino all'ospedale di Schiavonia, perché abbiamo ricevuto tante segnalazioni, tante richieste di intervento dei cittadini che si lamentano di questa cosa. Si lamentano in provincia di Rovigo perché dicono: questo ospedale ha causato il depotenziamento della sanità nella nostra provincia, ma se ne lamentano anche gli utenti del territorio. E dicono: ma alcuni reparti ancora sono chiusi, in altri piove dentro, il parcheggio del pronto soccorso ha 10 posti per 180.000 persone, ci dicono che alcune apparecchiature sono rotte dopo 2 mesi. E allora noi ci chiediamo: ma è un ospedale fatto in finanza di progetto? Ci sono dei privati che guadagnano su questa cosa? Sono tenuti a darci una cosa che funziona nei tempi stabiliti? E allora siamo andati con Marco Brugnerotto e i consiglieri di Monselice, Andrea Bernardini, e di Conselve, Luca Martinello, siamo andati a vedere com'è la situazione e abbiamo visto che alcune cose le hanno messe a posto. Hanno finalmente messo gli allarmi sulle porte di sicurezza, hanno riparato le infiltrazioni degli impianti che perdevano, però
la posta pneumatica ancora non funziona, abbiamo visto le macchine parcheggiate sulla corsia da dove arrivano le ambulanze perché non c'è posto dove metterle, e queste cose andremo a dirle poi al dirigente, andremo a dirgliele convinti di trovare ascolto e collaborazione, perché il principale interesse di un amministratore che qualcuno certifichi, che qualcuno porti trasparenza ai cittadini e si rendano conto se le cose vanno davvero bene. Noi non andremo lì prevenuti, ma andremo lì determinati a capirci qualcosa, perché non possiamo dimenticare che la prima pietra di quell'ospedale è stata posta da Galan. Non possiamo dimenticare che le imprese che l'hanno realizzata e che hanno i contratti sono le stesse che hanno caratterizzato tutto il suo feudo negli ultimi decenni. Non possiamo dimenticare che si tratta di soldi dei cittadini. Non possiamo dimenticare, soprattutto, che nel frattempo a Roma qualcuno sta già cercando di mettere il bavaglio ai cittadini, di impedire ai cittadini di trovare verità. Nella riforma della pubblica amministrazione, la riforma Madia, pochi giorni fa il relatore ha infilato dentro un emendamentino così da nulla, che serve a garantire i sindaci e gli amministratori da possibili esposti alla Corte dei Conti. Quanti ne abbiamo fatti noi esposti alla Corte dei Conti? Ne abbiamo fatti in Veneto svariati, a Conegliano, a Vicenza, a Padova addirittura su una questione da forse 400, forse 500, forse 700 milioni di euro, perché nella fusione della società partecipata non sono state valutate le sinergie, cioè il guadagno di chi si prendeva quel bacino di utenza e poteva sfruttarlo. Si tratta di 800 milioni di euro dei padovani, e noi abbiamo presentato un esposto alla Corte dei Conti per vederci chiaro. Ma se adesso queste cose non si potranno più fare, allora, signori miei, non basta più che il Movimento 5 Stelle trovi il marcio, non basta più che il Movimento 5 Stelle vada a frenare le leggi porcheria. Questa è una legge porcheria perché l'hanno chiamata il Salva Renzi. Voi sapete che Renzi ha un procedimento, no? In corso per danno erariale, ma io credo che non sia un Salva Renzi, oggi per noi è il Salva Zanonato. È lui che ha messo le mani e ha regalato al patto di sindacato dei comuni rossi dell'Emilia Romagna il controllo sul nostro inceneritore, il controllo sulle nostre bollette, e adesso a Padova hanno tolto i cassonetti per ridurre i costi e ci troviamo i cassonetti che trasbordano come a Napoli. Porca miseria, questo è successo, abbiamo perso il controllo del nostro territorio, la dignità di essere padroni a casa nostra. E allora dico, non basta più che noi andiamo a svelare le leggi porcheria, che denunciamo il buono e che denunciamo il marcio e che certifichiamo il buono. Oggi noi siamo chiamati a un'altra cosa, ad essere forza di governo. Per questo all'ospedale di Schiavonia andremo con Jacopo Berti, faremo in modo che adesso ci diano i dati, tutti i dati, non solo il piano di project, ma anche gli allegati che i nostri consiglieri non hanno dato, e passeremo il testimone a Jacopo e questa cosa andrà fino in fondo. Grazie Giovanni, grazie. Bene, allora adesso abbiamo un ultimo intervento, grazie mille, un graditissimo ospite che viene anche a dare una visione che non è solo politica ma è anche più simpatica, quindi Nicola, grazie mille. Grazie mille, ti lascio la parola, ci parlerà del territorio, tu abiti qua vicino, insomma diciamo un po' di strada. Distante. Esatto, quindi la voce anche appunto oggi abbiamo detto che è una festa dell'onestà, non è del Movimento 5 Stelle, non è di qualcuno, è dei nostri valori, dei nostri principi, delle persone che ci credono, ok? E quindi ti lascio la parola, sono sicuro che saprai raccontarci qualcosa di divertente. Grazie
grazie Jacopo. Grazie, buonasera a tutti intanto. Ricky Premico, ti amo benissimo. No, è veramente un onore, insomma, per me essere qua con voi, e ringrazio l'amico Jacopo, insomma, che mi ha invitato, perché il tema dell'onestà secondo me è un tema molto importante, è un tema che indipendentemente dal colore politico, dal credo di ognuno, deve essere nel cuore di tutti, perché vuol dire essere civili e avere l'onestà dentro. Io mi reputo una persona abbastanza onesta, insomma, abbastanza onesta, insomma, cerco di essere onesto, perché senza fare tanta strada dovremmo intanto ritrovare un'onestà tra di noi, perché, cari signori, tanta gente si lava la bocca, ma poi l'onestà è anche non andare direttamente dal comandante dei vigili per fare il garage perché si conosce, non contattare il cugino del primario per saltare la fila per fare una visita, non andare sempre per amicizie. Purtroppo il nostro è un paese che campa su queste cose, che ormai hanno stancato. Bisogna ritrovare un attimo un senso di onestà comune e di collaborazione, perché ogni volta che noi andiamo a raggiungere un nostro scopo attraverso un obiettivo abbiamo messo i piedi in testa a qualcun altro, e questo non va bene. Allora è inutile che poi ci indigniamo davanti a personaggi più grandi di noi, quando magari noi siamo i primi che nel nostro piccolo non ci comportiamo bene. E questa cosa è molto, dovrebbero ritornare a insegnare questi valori anche nelle scuole ai nostri ragazzi, ai nostri figli sulle scuole, a fargli dell'educazione civica, perché attraverso il rispetto si ritrova anche l'onestà. Io lavoro in discoteca, ci lavoro qui ragazzi, e lavoro con la parte peggio che non vi mostrano a casa perché quando e questi ti raccontano di quelle cose, di internet, delle droghe, ma del sesso anche, diciamo, siamo tutti maggiori, che io che ho 33 anni manco so, gli dico ma me Putin cosa ha detto che non ho capito, mi dico ma come te che ci sei in mezzo, amore, ma a metà si guardava Postal Market, era già tanto, adesso questi ti mostrano, le ragazzine, ti mando una mia foto, mi ricarichi il cellulare, Putin va di scorrere, vai con i tuoi amici in piazza che ti fa meglio, c'è proprio bisogna rinsegnare i valori, e quando parliamo di valori c'è questa famosa onestà per cui siamo qui oggi. Io personalmente qualcosa l'avrei detta lungo il fiume lì, vabbè, non si può, già ogni tanto vado fuori nei video che faccio, e vabbè, però capirete che io vergognare sto sporco, si può dire così? Ecco, perché è ingiusto, ecco, c'è una disonestà morale, sta persona qua è disonesto, ognuno guarda a casa sua, nei confronti di mio padre che ha 60 anni, è finita la cassa integrazione e tutto, e deve aspettare 5 anni per prendere €1, e allora lui è là che per 5 anni spero faccia le branchie come i pesci, viva de aria, de platto, perché niente arriva, e ho gente che continua ad avere dei soldi nostri per giunta, perché fossi anche io sono un piccolo imprenditore e quindi sono soldi anche miei, allora lui deve star bene e mio padre deve star lì, che devo aiutarlo. Una volta i padri aiutavano i figli, adesso i figli aiutano i padri, quelli della mia generazione taccano tante candele a Sant'Antonio sperando che sia il santo che li aiuti, perché non ci resterà più niente in definitiva. Ma dopo mi scrivono in tanti, una signora mi ha scritto, questa signora mi fa: puoi darmi una mano? Dico: signora, cosa c'è? Questa signora è rimasta vedova, un figlio 23 anni disoccupato, lei disabile, 495 € di pensione. Ma dove deve andare sta cristiana? Ma sta gente qua dovrebbe vergognarsi, e la mattina quando si guarda allo specchio dovrebbe venire la nausea di vedere che genere di personaggi sono, perché fa veramente schifo, e bisogna dirglielo quanto fanno schifo nei confronti della gente normale, perché questi qua oltretutto vivono con i soldi nostri, ci vengono a fare noi il pippotto di pagare le tasse, la pubblicità, chiedete lo scontrino fiscale, ammazza, ma te neanche le paghi
paghi le cose, che c'hanno tutto pagato in Parlamento, anche il barbiere, neanche 10 euro per andarti a tagliare i capelli? Cioè, ma dove siamo arrivati? Ma dove siamo arrivati? Sì, giustamente, e tra l'altro si chiama anche votare, siamo un po' furbi. Ecco, quello che voglio dire io è che indipendentemente, capito, dobbiamo tutti, quando andremo a votare, riflettere sulle scelte che facciamo, perché poi insomma è anche vero che se sta gente è là, non è che c'è arrivata, non è E.T. con la bicicletta che è arrivato, si è fermato, insomma qualcuno ci abbiamo messi, e viva Dio, insomma prendiamoci un po', dobbiamo svegliarci un po' e dobbiamo soprattutto ritrovare quel senso di comunità, quel senso di onestà nostra, di onestà interiore nei confronti di tutti, partendo proprio da dentro casa nostra, se no continuiamo. A me è piaciuto molto quello che ha detto Jacopo prima, che stiamo lì a urlare di tutto in mezzo a campagna, a conta niente. Cioè, va bene, abbiamo capito, io penso che il signore in questione ha capito che non siamo andati lì a cantare la Chiara Stella, anche perché Natale è passato, insomma eravamo un po' in ritardo, ma ha capito il messaggio. Però adesso partiamo da noi, e una volta che risaliamo, che partiamo noi da dei concetti veramente onesti e per bene, sicuramente avverrà un cambiamento totale, perché le case bisogna partire dalle fondamenta a farle, non dal tetto, come si usa dire. Io vi auguro una buona serata, signori. Volemo se bene. Grazie mille, grazie Nicola. Signori, grazie a tutti voi, è stata una festa bellissima, adesso è il nostro momento, siamo partiti, abbiamo mesi davanti intensi, saranno bellissimi, saranno mesi che ci porteranno al grande risultato che ci porterà in regione, che porterà questo cambiamento, che non sarà solo un cambiamento di consiglieri, di un cambiamento politico, sarà un cambiamento di idee, un cambiamento morale. Torneremo a portare i nostri valori dentro in regione, non si ripeteranno più queste cose, perché finalmente ci saremo noi, tutti quanti noi, a controllare e a fare in modo che non succeda più. Perciò signori, da adesso in poi vi voglio vedere concentrati, contenti, felici, è stata una bella festa, dobbiamo essere contenti di quelli che siamo noi. Partiamo, andiamo avanti e iniziamo questa bellissima campagna elettorale col sorriso sulle labbra, con la nostra proposta e con la nostra grandissima forza. Grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao! Onestà! 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 Ah, mi dimenticavo due cose. Tra poco manderanno a Roma sul megaschermo il nostro video, abbiamo appena finito di mandarlo, quindi potrete vedere noi, la nostra passeggiata, la vedrà tutta Italia come vi ho detto prima, mi hanno comunicato che è appena arrivato a Roma. E vi invito, se volete, a mangiare delle frittelle migliori di quelle della Moretti qua dentro al bar. Ci beviamo tutti quanti un caffè assieme. Ciao a tutti, buona serata. Ciao, grazie. Ciao, 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 ciao.